sono Francesco Peron, rappresento l'Ente Vicentini nel mondo per l'Associazione Giovani e siamo qui oggi per discutere delle problematiche che abbiamo incontrato a livello di giovani appunto durante questi 3 giorni. Principalmente parleremo del ricambio generazionale, della difficoltà del ricambio generazionale e eventualmente anche delle possibili alternative e soluzioni che andremo a cercare. Problematiche, ma anche progetti, eventi e iniziative o comunque idee per il futuro. Progettualità sono alla base di quello che stiamo cercando di fare, ci siamo trovati appunto per 3 giorni e sono emerse una serie di difficoltà ma anche molti buoni spunti per il futuro per cercare di risolverle. Il tuo ruolo nell'associazione? Rappresento i giovani per quanto riguarda l'Ente Vicentini e diciamo che quello che vorremmo fare è cercare di mantenere il contatto tra le 42 associazioni sparse nel mondo.